Sono sempre Vito Tucano, adesso mi trovo in giro per Trapani, in zona, per vedere cosa ne pensano i telespettatori del nostro programma Strano Amore Siciliano. Vediamo se è seguito, vediamo cosa succede. Una a caso. Buonasera, chiedo scusa, io sono Vito Tucano, ciao, sono il corrispondente di Alberto di Strano Amore Siciliano. Sto facendo delle domande a caso, tanto come ti chiami? Mi chiamo Tony. Perfetto, ecco, volevo sapere, hai mai sentito parlare della trasmissione Strano Amore Siciliano? Ti dico la verità, in più occasioni mi è capitato di vederla in televisione e ti posso dire che è una cosa molto particolare, una cosa nuova. Fa piacere vederla in quanto parla delle nostre cose del luogo, capito? Quindi ci vediamo noi in un certo senso come città e fuori da quello che è la normale routine televisiva, che ormai lo sappiamo tutti, è due palle proprio, va. Quindi registicamente è impostata bene la Sì, trasmissione? diciamo di sì. È sulla falsariga di quella di Alberto Castagna, come tu ti ricordi, ma molto più originale, in quanto non è viziata da parametri più precisi come la televisione che noi conosciamo, ma così, al naturale, ecco. È bella, fa piacere vederla, ecco. Va bene, ti ringrazio. Se dovessi dare un consiglio a noi di Strano Amore Siciliano per un nuovo modo di condurla, qualsiasi consiglio. Chiedete uno spazio fisso a livello televisivo e invitate gente, proprio come la vecchia Strano Amore, questo. Va bene, ti ringrazio, ciao, alla prossima. Signori, io sono sempre Vito Tucano, questa è stata la prima di una lunga intervista. Vediamo cosa succede per la città. Ciao, ciao, io sono Vito di Strano Amore Siciliano, mi sono autonominato. Tu sei? Salvatore, Ciao, soltanto una domanda. Hai mai sentito parlare di Strano Amore Siciliano? tantissimo. Te ne faccio una seconda. Cosa ne pensi e qualche consiglio? Bel programma, ottimo. Finalmente qualcuno ha ideato un programma perfetto per la nostra Trapani. Molto semplice. Un'ultima domanda. Visto che cambiamo la giornata di trasmissione da infrasettimanale a domenica, è una buona idea questa? Ottima idea, bellissimo. Bene, ti ringrazio Salvatore. Ciao, andiamo. Scusate. Ciao, scusa, ti posso fare una domanda? Una domanda sola, dai, ciao. Io sono Vito Tucano e volevo sapere, hai mai sentito parlare della trasmissione Strano Amore Siciliano? Sì. Sono bravi, Cosa sono brutti, piace, non piace? No, piace. Tu lo sai che dalla prossima volta andremo in onda di domenica sera? Sì. Ci guarderai? Ciao. Senz'altro. Messo. Buonasera, signor Lorenzo. Buonasera. Sono Vito Tucano, faccio il corrispondente per Alberto Strano Amore Siciliano. Una domanda, siccome io so che i barbieri nella categoria nazionale, a parte casalinghe e barriste, vengono al terzo posto di sparlettere, giusto? Sì. Io so questo. La domanda è, volevo sapere, lei ha mai sentito parlare della trasmissione Strano Amore Siciliano? Sì. L'ha mai vista? Cosa ne pensa? Ma è una trasmissione, diciamo, divertente più che altro. Qua dentro se ne parla? No, qua dentro in effetti non se ne parla. Qualche consiglio da darci per migliorare, per farci conoscere di più? Ma al riguardo non saprei. Qualsiasi cosa. Per esempio, lo sai che adesso andremo in onda la domenica? È una buona cosa, perché la gente sta a casa e quindi guarda Strano Amore. Quindi già il consiglio era, andava bene quella giornata, però meglio la domenica. Certo, la gente sta a casa e quasi si mette davanti alla televisione, sta seduto sulla poltrona e si diverte un pochettino e si rilassa. Quindi un consiglio, questo che Alberto ha azzeccato, è cambiare la giornata. E come orario andrà in onda alle 21:30, va bene pure o è troppo tardi? Alle 9? No, va bene, alle 9 va bene perché la gente si ritira di fare la passeggiata per Trapani e poi fa cena e si vede Strano Amore. Perfetto. Ragazzi, Lorenzo, è stato un piacere, ti ringrazio. Alla prossima. Salute. Ragazzi. Cosa ne pensi e se ti piace? Mi piace, Sì, ma cosa ne pensi della trasmissione? è un'ottima trasmissione, si conosce molta gente, è Qua- molto importante, Qualche suggerimento? andateci tutti. Oh yeah!